tutti voi amici telespettatori da Romance di Sonzo. Anche qui oggi vedremo diverse realtà del comune, molti magari si aspettano di vedere più cose, comunque noi ci ripromettiamo di ritornare magari fra qualche tempo nuovamente a Romance di Sonzo. Accanto a me c'è il sindaco di Romance, Mirio Bolzan. Possiamo dire che cosa di Mirio Bolzan? Mirio Bolzan, oltre a essere sindaco da diversi anni, anche nelle ultime elezioni ha avuto diversi consensi, quanto il 75% mi pare, all'incirca, no? all'incirca. L'elettorato ha scelto Bolzan, quindi lei non fa parte di quell'elenco, ecco, della lista, e quindi lei non fa parte di quell'elenco di sindaci che sono diventati sindaci perché c'è stato un accordo fra i partiti, quindi proprio è stato eletto a maggioranza, se vogliamo. Sì. Diciamo che anche questa lista comunque aveva, questa che attualmente è la maggioranza che amministra il comune di Romance, ha una sua caratteristica abbastanza singolare. È una lista civica che è appoggiata da alcuni partiti prevalentemente della sinistra, ed è nata, diciamo, come reazione a un eccesso di come dire, imposizione politica o partitica da parte di altri partiti che volevano, diciamo, determinare determinati equilibri nella comunità. Oggi come oggi, ha ancora senso parlare di partiti? Ma secondo me ha senso parlare di partiti, vorrei dire che non ha più senso parlare di blocco di alcuni partiti, blocco che è stato determinato in questa nostra società, che ha travalicato le proprie funzioni, che è scaduto anche nel illegale il più delle volte, ma se non è illegale, quantomeno non è corretto dal punto di vista politico, la ricerca del consenso a ogni costo, utilizzando anche l'occasione pubblica, il governo pubblico, perché, ripeto, il governo pubblico è un'altra cosa. Un partito non può pensare di diventare istituzione, l'istituzione è un'altra cosa dove tutti devono riconoscersi, nel partito no, solo quelli che aderiscono a quel partito, e non possono essere utilizzate le prerogative dell'istituzione per cercare il consenso di quel partito. E a questo punto cominciamo la nostra visita al comune di Romance di Sonzo. Noi continueremo la nostra chiacchierata sempre su questa linea, magari al termine della trasmissione. In una giornata come questa pare sia impossibile che un fiume di queste dimensioni possa causare tante preoccupazioni alla popolazione qui vicino. Stiamo parlando del Versa. Ecco, guardiamo su questo argine anche i sacchetti che sono stati posti proprio perché gli argini non riuscivano a contenere la forza dell'acqua. Questo è accaduto, soprattutto l'ultimo episodio più importante l'abbiamo avuto in autunno. Signor Sindaco, vogliamo illustrare un po' ai nostri telespettatori qual è la situazione della zona, poi andremo anche a sentire la gente, che cosa ha da dire, come ha vissuto quei momenti quando si è vista arrivare l'acqua fin vicino, praticamente fino sulla porta di casa. Certo. La situazione è abbastanza complessa per quanto riguarda l'impianto idrogeologico che riguarda il territorio comunale di Romance. Questo è uno dei tanti punti di crisi che noi purtroppo abbiamo, e questi sacchetti sono un po' a testimonianza di queste difficoltà, essendo stati posti in questa posizione da parte dei militari dell'esercito, che era intervenuta quella famosa giornata difficile per la frazione di Fratta in particolare, quando l'acqua aveva raggiunto appunto questi livelli estremamente pericolosi. Perché pericolosi? Perché qualche anno fa, un paio d'anni fa, una situazione analoga, però diciamo qualche centinaio di metri più a valle, e per fortuna a valle anche della frazione di Fratta, una situazione simile, ripeto, aveva determinato la rottura di un argine. Io purtroppo avevo visto in diretta, assieme con l'allora direttore del Genio Civile di Gorizia, in diretta dicevo questa rotta, ed è una cosa molto impressionante, e io potevo solo immaginare cosa poteva determinare una situazione del genere a monte del paese. Ecco, questa, dicevo, è una delle tante situazioni di difficoltà, di crisi, di punti critici che i nostri fiumi qui registrano. Questo perché probabilmente è cambiato complessivamente l'assetto del territorio, a valle e a monte, soprattutto a monte dei nostri bacini, dove sistemi di sgrondo più efficaci mettono in crisi impianti che erano stati realizzati decine, se non qualche centinaio di anni fa, in alcuni casi. Senta, ma lei mi parla di questo episodio di 2 anni fa, ecco, come mai dopo 2 anni non si è ancora realizzato nulla? Si è dovuto correre ai ripari anche nel passato autunno? Ecco, certo, questo è quello che diciamo anche noi.
non possiamo ascrivere a situazioni di emergenza estremamente occasionali e abbastanza improbabili situazioni di questo genere, perché hanno una cadenza, come purtroppo la realtà ci dimostra, abbastanza frequente. Quindi evidentemente è necessario fare delle opere che in qualche maniera risolvano definitivamente questa situazione. Ecco, voi avete studiato il territorio, quindi già avete in mente una possibile soluzione al problema, o perlomeno sono stati anche interessati i tecnici, hanno studiato, hanno valutato quelli che sono i rischi. Sì. Certo, i tecnici hanno studiato questa situazione, però diciamo che molte volte il porci obiettivi estremamente ambiziosi poi si traduce nella pratica immobilità per soluzioni che magari più semplici, più praticabili, anche più perfettibili se vogliamo, ma almeno diciamo sufficienti per garantire l'incolumità delle persone che abitano qui vicino. Mi consenta solo questo. Ad esempio la pulizia del fiume va fatto, vanno alzati gli argini nella parte sinistra, visto che sono 1 metro circa più bassi dell'argine destro, e fatto questo io credo che potremmo dare almeno un po' di respiro e di tranquillità alle persone e pensare a progetti anche più ambiziosi, i più disparati che ho sentito, che per fortuna adesso incominciano in qualche maniera a concretizzarsi. Mi scusi signora, noi stiamo chiedendo alle persone che abitano qui vicino se ci sono problemi per quanto riguarda le esondazioni del Versa. Avete avuto l'acqua? Sì. Non abbiamo avuto l'acqua qui, ma abbiamo avuto tantissima paura, perché, scusi, quando stava per straripare, chi è che non ha paura? Ah, quindi qui in casa non avete avuto acqua? No, abbiamo avuto nel cortile, nella strada, sì, no, in casa no, assolutamente. Eravamo pronti per evacuare, ma poi è finito così. Che il tempo... Cosa è successo? È successo di notte? È successo durante il giorno, al mattino, sì. L'ultima volta, parlo dell'ultima volta, al mattino. Sì. Al mattino mio marito è andato fuori e ha detto guarda che il Verso così piena, in un'ora si è riempito, poi deluviava, certamente, no? Perché sono già anni che dovevano fare qualcosa e non fanno niente. Allora è inutile venire lì sul ponte a vedere quando sta per straripare. Poi sono gli argini che devono essere riparati, deve essere ripulito, dovrebbero essere fatte tante cose, non sono state fatte niente, no? Quante volte vi è capitato avere paura? Adesso in 2 anni 3 volte. Sì. Quindi sì. Quando voi vedete il cielo grigio, plumbeo, vi Sì, preoccupate? guardi, senz'altro, siamo terrorizzati. Ha sentito che comunque stanno già prendendo, no? Stanno prendendo dei provvedimenti. A voglia, stanno prendendo, sì. Lei non ha fiducia? No, per niente, guardi, chiacchiere e basta. Sì. Faranno? Non c'era, però ha sentito qualche cosa? Sì. Lei non ha preoccupazione, adesso può venire più vicino? Se sta lavorando, la stiamo disturbando. Lei ha sentito qualche cosa? Ha paura? Lei se vede, venga più vicino per gentilezza. Non ho paura. Non ha paura dell'acqua? No, perché l'acqua va nei campi, va giù per Romans. Sì, qua siamo un po' nell'alto. Però hanno detto che comunque è arrivata fino qui vicino, no? Sì, che era uscito qualcosa. Sì. Più lì le case, vicino al Versa. Sì. Sì, un po' di paura perché ero quasi nella riva, stava per uscire l'acqua, ma qua no. Sì, c'è preoccupazione perché se rompe, insomma, sì. È un po' di pericolo, sì. Sperando che facciano qualcosa. Ma voi eravate pronti quel giorno eventualmente in autunno a evacuare? No, per evacuare è assurdo proprio, perché non so, non arriva fino a qui, sulle strade proprio, va giù. Perché se rompe veramente allora c'è pericolo, ma così non c'è pericolo, no? No. Sì, però quel giorno furono costretti a mettere dei sacchetti sull'argine. Sì, no? Sì. C'erano dei militari, era insomma un'emergenza abbastanza. E beh, qua l'abbiamo avuta, sì. L'acqua se lo porta di casa col fiume Versa. Ecco, lei in che punto abita? Io abito qui subito, giro l'angolo e abito qui. Ma voi siete del Telefriuli? Adesso mi sembrava di conoscere perché seguo sempre il Telefriuli. Senta una cosa signora, quindi preoccupazione sì per il fiume più che altro, sì. Ma non per il resto perché qui c'è stato rotto. Sì, a pochi metri, quello sì, è sempre preoccupazione, no? Là. Lei ha fiducia negli amministratori? Per le eventuali soluzioni che possono essere? Insomma, hanno risolto qualcosa, l'ultimo a Piene hanno risolto, perché se non erano quelli del genio a mettere i sacchi, quello si aveva l'acqua in casa, insomma, qualcosa hanno fatto. E adesso certo c'è il più da fare, no? Guardi, io sono appena arrivato a casa, purtroppo, per fortuna non ho vissuto quelle drammatiche ore perché ero via per lavoro a Pescara.
Sì, però ha sentito qualcuno, ha sentito... No, ma dico qui nella oltretutto mia moglie era anche lassù, era solo mia suocera qui di 75 anni e i pompieri sono venuti qui e volevano evacuarla. Addirittura, quindi c'era questa preoccupazione. Certo che c'era questa preoccupazione. Lei ha fiducia negli amministratori? Lei pensa che riescano a risolvere il problema quanto prima? Io me lo auguro, altrimenti sarebbero in guaio, perché sono già ormai 2 o 3 volte qui che... Io penso che non sia qui tanto il torrente, come si chiama qui, il Versa, sì, quanto molto più a monte, che hanno fatto disboscamenti. Io mi ricordo che ero un ragazzino che qui a solo 2-3 km qui, chiamato la zona del Mulino Vecchio, erano tutta una serie di alberi e canali dove l'acqua quando pioveva tanto in un modo o nell'altro si incanalava e rimaneva. Adesso cosa succede? Si mette tutto nella Versa e quella che non va oppure in altre cose riempie addirittura tutte le strade qui. Cioè qui appena piove un po', noi nella strada qui da Fratta Romana ci sono anche segnali, acque improvvise. E sono successi anche diversi incidenti. Una sera ero a casa anch'io quando 2 ragazzi, l'acqua, 20 cm di acqua all'improvviso, e invece di fare la curva è andato dritto pieno contro un altro ragazzo. Fortuna non sono fatto tanto male, ma... Le risposte quindi sono positive per il momento? Allora, devo dire che forse, grazie tra virgolette all'ultima situazione di crisi, siamo riusciti a sensibilizzare tutti gli organi competenti, anche se in passato è stato nostro costante attività in questo senso, nel senso che abbiamo fatto relazioni e parecchie in questi ultimi anni, dico quantomeno negli ultimi 10 anni, per segnalare queste situazioni e per chiedere urgenti interventi. Devo dire che negli ultimi tempi forse si è riusciti a sbloccare qualcosa. Questo grazie innanzitutto alla sensibilità che abbiamo trovato anche negli altri enti, in particolare nell'amministrazione provinciale che si è prodigata, diciamo, nel cercare di coordinare un po' questi interventi. Ecco, perché si tratta di un intervento unitario, no? Dovrebbe vedere riuniti regione, provincia e poi? Regione, provincia, magistrato alle acque, genio civile, quindi un po' tutti enti, diciamo che in qualche maniera è abbastanza difficile diciamo, mettere assieme in maniera semplice. Ecco, però ho letto sul giornale, ci è arrivata anche comunicazione proprio in questi giorni, che sono stati stanziati ulteriori 500 milioni da parte del Genio Civile per effettuare la pulizia di questo ultimo tratto, e inoltre la disponibilità dell'amministrazione provinciale a destinare finanziamenti che aveva appunto a disposizione, finanziamenti che la Regione aveva dato alla provincia per una progettazione nel Versa, per usarli come primo intervento per risolvere almeno il problema immediato. Con noi c'è anche il presidente della provincia, Gino Saccavini. Ecco, la provincia quindi deve coordinare un po' gli interventi per quanto riguarda il problema del Versa. Sì, in effetti noi abbiamo questo compito di coordinamento generale con i comuni, con gli enti sul territorio. E per quanto riguarda lo specifico problema del Versa, ecco che siamo interessati proprio per dare una risposta assieme ai comuni interessati, ai comuni rivieraschi soprattutto, che sono quelli che subiscono le conseguenze quasi ogni anno di queste piene del torrente Versa. Ecco che la nostra azione, il nostro impegno è quello di dare una soluzione per quanto possibile definitiva. Si sa che è difficile in una situazione del genere trovare le risorse necessarie, dare le risposte che la gente si attende, e però il nostro impegno di amministratori deve andare in quella direzione assolutamente, e di questo ci siamo fatti carico con una serie di incontri a tutti i livelli, sia con la Regione, che è la prima interessata, ecco, a mettere a disposizione le risorse necessarie, gli enti preposti che sono Genio Civile, il Magistrato alle Acque, altre competenze che poi sono articolate e diversificate sul territorio, e quindi tutto questo è stato oggetto proprio di approfondimento e di riunioni nei vari comuni proprio per trovare questa soluzione unitaria, noi diciamo, e che effettivamente in tempi ragionevoli dia una risposta a questo problema che ci assilla e non poco. Abbiamo peraltro ultimamente sottoscritto un accordo di programma, 1 miliardo che la Regione ha assegnato alla provincia, di cui metteremo a disposizione poi
di chi deve gestire queste risorse, e in particolare il Genio Civile, il Magistrato alle Acque, che sono i primi interessati perché hanno competenze primarie, diciamo. Ma non basta, abbiamo anche coinvolto la Regione a fare un discorso di carattere generale, perché non basta dare una risposta al problema del Versa, che certamente ha bisogno di trovare una soluzione adeguata. Però noi riteniamo che il bacino idrico di questa zona così delicata del Goriziano e anche in parte dell'Udinese, perché non dimentichiamo che qui accanto c'è il Torre, c'è lo Iudrio e quindi c'è l'Isonzo, una necessità impellente di arrivare quanto prima a uno studio generale di sistemazione idrica della nostra zona, anche perché soprattutto con le mareggiate invernali e autunnali e primaverili c'è un riflusso di maree che spinge all'interno questi torrenti, questi fiumi, che poi sono soggetti a precipitazioni copiose, e quindi diventa un problema proprio generale di dare una risposta, una soluzione a questo problema, perché altrimenti se si risolve un solo settore, io credo che però in linea generale non si va incontro a un discorso più completo, ecco, di sistemazione di tutta la rete, di tutto il bacino idrico della nostra area. La Cassa di risparmio di Gorizia nasce per volontà del conte Giuseppe della Torre, nobile goriziano, nel 1831, sotto forma di monte di pietà, con lo specifico intento di promuovere il risparmio nei ceti sociali meno abbienti come agricoltori, operai e artigiani. Una delle particolarità di questi istituti rispetto alle altre banche è che parte dei profitti conseguiti vengono devoluti a scopo di beneficenza e assistenza a favore delle comunità in cui operano. L'istituto, dopo alterne fasi storiche, ha saputo, a partire dagli anni 50, consolidare la sua presenza non solo nell'ambito provinciale ma anche in quello regionale. Attualmente opera con 22 sportelli con oltre 400 dipendenti ed è una banca universale, cioè abilitata a operare non solo nel credito ordinario a breve termine ma anche in quello a medio e lungo termine. La Cassa di risparmio di Gorizia da moltissimi anni dispone di una propria sezione di credito fondiario per la concessione di mutui per la casa e di un ulteriore comparto per la concessione di finanziamenti per opere pubbliche. Ora conosciamo nello specifico la filiale di Romans di Isonzo attraverso le parole del direttore della filiale stessa, Sergio Visintin. Quali sono gli interventi a favore degli operatori economici? Beh, gli interventi sono molti e sarebbe molto lungo elencarli tutti, diciamo. E gli operatori economici anzitutto sono interessati ai finanziamenti. Noi come Cassa di risparmio di Gorizia abbiamo una vasta gamma di finanziamenti che prendono, diciamo, l'operatore per mano già quando acquista l'area e poi via via quando realizza il capannone e le attrezzature e gli impianti, diciamo. Questi finanziamenti di solito vengono fatti ai sensi di leggi regionali o nazionali, quindi sono finanziamenti agevolati. Noi spesso prefinanziamo anche l'iniziativa e poi quando l'operatore economico è avviato, lo stabilimento funziona e facciamo tutte quelle operazioni di esercizio per la normale liquidità, cioè scoperti di conto, fidi di conto corrente, castelletti sconto, anticipo fatture e chi più ne ha più ne metta. Le operazioni che d'altronde in questo settore fanno un po' tutte le banche, dipende un po' dopo dalle condizioni. Senta, per quanto riguarda le famiglie? Per quanto riguarda le famiglie, noi abbiamo posto già da tempo in essere dei prodotti mirati, dei prodotti specifici. Per esempio le elenco: il progetto giovane, il conto donna, il conto età, e ognuno di questi quindi abbraccia una fascia. Il progetto giovane va per i ragazzi dai 18 ai 27 anni, il conto donna si rivolge alla donna e il conto età agli anziani. Ognuno di questi, più che essere un conto, è un pacchetto di servizi, cioè offre delle polizze di assicurazione per il tempo libero, per la salute, per la casa, oltre che dei tassi molto favorevoli, con un certo numero di operazioni gratuite. E così, diciamo, il cliente, sia esso giovane, studente, donna oppure anziano, trova da noi una serie complessa di servizi nello stesso pacchetto, nello stesso conto.
Progetti e obiettivi della Cassa di risparmio di Gorizia, in questo caso parliamo della filiale di Romance di Isonzo. Beh, gli obiettivi e i progetti che abbiamo noi nella filiale di Romance di Isonzo sono un po' gli obiettivi che ha l'istituto nostro, visto che ultimamente ha incrementato notevolmente l'apertura di sportelli, siamo arrivati a 22, aprendo anche fuori regione, e diciamo che l'obiettivo primario per me, quale titolare della filiale di Romance di Isonzo, è quello di qualificarci meglio, di iniziare un rapporto migliore con la clientela, più qualificato, in modo, a mio avviso, di trasformare la vendita dei nostri prodotti da una vendita puramente distributiva a una vendita creativa che vada incontro alle vere necessità, ai veri problemi dell'interlocutore. In collaborazione con la Cassa di risparmio di Gorizia, filiale di Romance di Isonzo. Ci troviamo nel parco di Villa delle Torre. Villa del Torre è un punto di riferimento soprattutto per quanto riguarda gli avvenimenti culturali più importanti del comune di Romance di Isonzo. Insieme a me l'assessore alla cultura, il signor Mochiut. Senta, questa villa è veramente importante per voi qui a Romance? Per noi è stata una piacevole scoperta, nel senso che fin da ragazzini noi venivamo furtivamente a giocare all'interno e poi appunto da un paio d'anni, grazie alla disponibilità del dottor Mario Del Torre, appunto è iniziato un restauro nel 88, è una villa del 1700 e dopo questo primo restauro dell'88 è stata messa a disposizione nel 89, tra luglio e settembre dell'89 abbiamo fatto una mostra per noi di Romance importante, che è stata la mostra sui Longobardi, che ha preceduto di un anno circa la mostra che poi è stata fatta a Villa Manin e a Passariano. E avete richiamato tantissima gente, no? Mi pare, con questa mostra. Questa mostra sì, per questo nostro piccolo comune, però per noi è un fatto importante perché ha richiamato la bellezza di oltre 40.000 persone, anche perché poi questa mostra è stata, usiamo questo termine, esportata appunto, perché è stata fatta assieme alla sovrintendenza di Trieste, è stata portata a Trieste e poi ci è stata chiesta dal comune di Muggia. Volevamo portarla anche appunto nella vicina Jugoslavia, però poi per i fatti che sono succeduti in maniera appunto sì, ormai alla portata di tutti, non è stata portata perché ci è stato impedito proprio per i fatti tragici che hanno colpito questa realtà così vicina a noi. Senta, qui avete altre perle per quanto riguarda, non so, così, il patrimonio culturale, artistico, no, di Romance di Isonzo. La chiesa, ad esempio la chiesa di Santo Stefano. No? La chiesa di Santo Stefano sì, che è stata restaurata recentemente, specialmente gli affreschi quattrocenteschi sono stati restaurati, poi forse tutti la conoscono in maniera, diciamo così, perché la SIP ha voluto pubblicizzarla mettendo sulla loro copertina, ma tra le perle che la comunità ha, appunto, diciamo con orgoglio che ci sono le associazioni per noi sono veramente importanti, c'è poi una realtà molto importante che è l'ACLI di Romance e anche il gruppo di ricerca Iscussons. Dicevo l'ACLI di Romance perché ultimamente l'amministrazione comunale ha collaborato con l'ACLI di Romance, con l'amministrazione provinciale, perché ha organizzato una mostra sempre in questo parco, in questa Villa del Toro, di Pino Mochiut, scultore che fa sculture molto grandi e questa mostra per noi nutre una grande soddisfazione perché la porteremo ai primi di maggio, appunto la porteremo nella vicina Austria. Partendo da Romance arriveremo all'estero come avevamo intenzione di fare con quelle dei Longobardi. Romance di Isonzo vi attende domenica 21 febbraio alle 14:30 per la 27esima sfilata carnevalesca. Con noi il presidente della Proloco, Luigi Grattone, alle nostre spalle uno dei carri allegorici che parteciperanno proprio a questa sfilata, la Bella e la Bestia, mi pare di capire. Sì, quest'anno ci presentiamo con la Bella e la Bestia. Il carnevale di Romance ormai è una tradizione già radicata da 27 anni e ogni anno naturalmente ha un notevole successo. Quest'anno, sperando nel tempo, avrà altrettanto perché è già un bel numero di carri e gruppi a disposizione. Ma senta, la Proloco non si interessa ovviamente solo al carnevale, un'altra manifestazione importante di Romance organizzata dalla Proloco. Da 5 anni, quest'anno è il 6° anno, facciamo un palio, lo chiamiamo così, un palio dei borghi, ma è articolato in un modo talmente... Copiato da Fagagna?
No, è esclusivo, basta dire che nell'arco delle 16 serate, che non è uno sport solo che partecipa all'aggiudicazione del palio, ma ben 7 o 8, dipende dall'annata, articolati in 16 serate, che dal momento che diamo a ogni concorrente una pasta asciutta alla fine della partecipazione della gara della giornata, l'anno scorso abbiamo distribuito 2000 pasta asciutte. Lascio a voi giudicare, 2000 partecipanti a questa manifestazione che dura 16 serate. E che comincerà quando? Nella seconda metà di luglio. Abbiamo avvicinato l'assessore ai lavori pubblici all'edilizia privata, l'ingegnere Ermanno Zanello, davanti alle scuole elementari per un preciso motivo, perché in questi ultimi tempi si è guardato con un'attenzione particolare, si è data un'attenzione particolare soprattutto agli edifici scolastici. Ecco, avete fatto diversi interventi, perché solamente adesso avete guardato agli edifici scolastici? Le dirò, siccome era da parecchi anni che erano abbastanza lasciati così senza fare alcuni lavori e avevamo diversi, sia Versa che qui la scuola media Romance, che la scuola materna, che la scuola elementare, allora abbiamo avuto questo contributo dall'amministrazione provinciale di 250 milioni e abbiamo ritenuto opportuno sistemare tutti gli edifici scolastici, nei limiti del possibile ovviamente. Altri interventi? Le dirò, è una domanda. In tempi come questi? Senza dubbio, dipende da che cosa, da quello che passerà il convento, diciamo così. E noi la buona volontà ce la mettiamo, ma le ripeto, si possono fare anche le nozze con i fichi secchi, tutto sta a vedere che tipo di nozze si faranno, insomma, questo le posso dire. Senta, per quanto riguarda l'edilizia privata, ecco, i cittadini di Romance o le giovani coppie che intendono fermarsi qui a Romance riescono a trovare facilmente abitazione? Guardi, tutto sommato abbiamo dei costi al metro quadro abbastanza contenuti, abbiamo un'edilizia abbastanza in sviluppo, anche se più che altro è un paese prettamente agricolo industriale, quindi ma per il resto che non possiamo lamentarci. I costi tutto sommato rispetto ad altre parti direi che sono abbastanza contenuti, guardi, e accessibili perlomeno. Come ti chiami? Cristina. Quanti anni hai, Cristina? 5. 5. E oggi cosa sei? 6. Però non sei ancora a scuola, oggi sei venuta a prendere fratellini qui? No, vado a scuola qua. Ah, sei a scuola anche? Che cosa ti piace fare di più? Italiano. Italiano? Perché? Ti piace scrivere? Sì. Sì. Ad esempio oggi a scuola che cosa hai fatto? Scritto. Solo scritto. Solamente scritto. Oggi che cosa hai fatto di bello? Abbiamo scritto un tema su una gita che abbiamo fatto a Trieste a vedere il museo naturale. Senti, e di Romance che cosa ti piace in particolare? Saprei. Un qualche cosa di bello, a tuo papà non dici mai, papà, qui a Romance ci vorrebbe qualcosa, un qualche cosa ad esempio per noi bimbi. Una piscina. Eccola lì. Non ti piace nulla di Romance? La scuola. Ah, ti piace la scuola? Sì. Lucio Lorenzon è assessore allo sport e proprio con l'assessore allo sport siamo venuti a visitare la zona sportiva, dove vengono concentrate un po' tutte le attività sportive di Romance. Intanto cominciamo dal palazzetto. Mi dia alcune caratteristiche di questo palazzetto. Ma diciamo che questo palazzetto qui è stato inaugurato circa 6 anni fa, di cui è continuamente, diciamo così, piena attività. Il scopo di questa attività praticamente è a livello locale, ma anche all'esterno, è anche dato, diciamo così, a delle associazioni sportive esterne. Tutte le mattine viene praticamente usufruito dalla scuola media. E invece dopo pranzo ci sono delle società locali, sia la Pro Romance che fa attività di mini volley femminile, di cui ci sono una quarantina di ragazze che fanno questa attività. I pomeriggi sempre, poi c'è anche un'altra squadra locale, l'associazione sportiva Amatori Romance, che fanno mini basket, poi fanno anche basket e calcio amatoriale, e ci sono alcune attività praticamente come, adesso abbiamo una richiesta della ropelistica longobarda,
per fare attività, poi ci sono... Sì, quindi è un paese che vive anche dal punto di vista sportivo. Senta, l'attività sportiva che... sì. Siete molto vivaci, ecco. All'esterno del palazzetto sono individuate delle aree dove si sta lavorando, praticamente devono essere realizzati campi di calcio, campo di calcio grande, quello di sfogo, campi da tennis, un bocciodromo. Le vostre squadre come vanno? Vanno bene? Ma diciamo, siccome che la parte, parliamo di calcio perché questa qui c'è la parte del Leone la fa la Pro Romance, di cui ha 5 squadre che fanno attività, diciamo una prima squadra, e quest'anno per il momento non è che le dia ai dirigenti molta soddisfazione, però le altre diciamo così, categorie abbiamo che ci sono per esempio delle categorie che vanno molto bene, insomma. Ma senta, qui non è prevista solamente questa concentrazione per le attività sportive, è previsto qualcos'altro? Sì, questa zona, che per fortuna era rimasta libera pur essendo nel pieno centro del paese, ci ha consentito di fare un'opera di urbanizzazione pianificando gli interventi sia pubblici che privati. Ecco, tanto per capirci, questa strada, che sarà la strada d'accesso alla zona sportiva, è una strada che verrà fatta a cura e spese dei privati, che sono i privati che hanno realizzato una serie di interventi di ristrutturazione urbanistica sia nella via 25 maggio che continuando in una lottizzazione che verrà fatta qui. Ecco, i termini del rapporto con il Comune, chi forse mastica un po' dei problemi amministrativi conosce già come stanno le cose, ecco, sta nell'accordo che il Comune raggiunge con questi privati per la realizzazione di opere di urbanizzazione, che in questo caso sono estremamente proficue proprio per la valorizzazione della zona sportiva. Inoltre la zona sportiva, che diciamo riguarda la palestra e tutti gli impianti che vengono realizzati sul retro, comprende anche una larga superficie che verrà destinata a verde pubblico. Ecco, quindi avere questa zona residenziale diciamo qualificata, queste strutture sportive, la distanza dal centro, le infrastrutture scolastiche eccetera, vicino a un parco, credo renda diciamo, proficuo questo nostro tentativo di riqualificazione del centro di Romance. Sono tante le realizzazioni della IGP nella nostra regione. Infatti capita spesso, alzando la testa in un qualsiasi locale pubblico, di vedere il risultato del suo lavoro. La IGP cominciò a operare nello specifico che illustreremo in questo servizio nel 78. Già nel 71 il suo titolare, signor Giuseppe Emilio, lavorava come artigiano nel campo delle coloriture. La IGP oggi opera in tutta la regione, dalla Carnia al Tarvisiano fino a Trieste, sia per enti che per imprese e per privati. In questi ultimi tempi la IGP è uscita dai confini regionali, essendo presente con rappresentanti in Slovenia e Croazia. Anche in questi paesi tratta sia la vendita che la posa in opera dei propri materiali. Per quanto riguarda la tipologia del lavoro, va evidenziato che la IGP utilizza il cartongesso per realizzare pareti antincendio e insonorizzate. Anche le controsoffittature possono essere di ogni tipo e hanno le stesse caratteristiche delle pareti. Sono antincendio, antiumido e fonoassorbenti. Tutti i materiali sono certificati dal Ministero degli Interni. La IGP opera con squadre di posa in opera specializzate e i suoi lavori sono coperti da assicurazione postuma fino a 12 mesi dopo la posa in opera. Nel nostro servizio abbiamo visto solo alcune realizzazioni della IGP, che comprendono tra l'altro supermercati, carrozzerie, la casa di riposo in Monfalcone, condomini con oltre 100 alloggi, ospedali quali Tolmezzo e Cavarbere e la stazione marittima di Trieste. La IGP è un'azienda alla quale ci si rivolge con fiducia per la professionalità e l'esperienza dei suoi addetti. Questo programma è realizzato in collaborazione con la Cassa di risparmio di Gorizia, filiale di Romance di Sonzo. Niente, non ha trovato niente? Niente. Niente, non ha abboccato all'amo nulla? Niente. Neanche scarpe vecchie, niente? Niente ancora. Ma qui in genere che cosa si trova? C'è trote, c'è squale, sono carpe. Dopo, Questo che cos'è? È l'esca, sì, non è un... un pesce. È un pesciolino? Ah, pescato adesso? No, è da esca, no, non un pesciolino.
pessolino preso. Ma lei viene qui spesso? Sì. Sì. Sì, vengo qui. E trova sempre qualche cosa, arriva a casa con... Qualcosa, qualche volta si prende, qualche volta niente. Le piace che si stemino questa zona, sì? Non so che è bello qua. Sì. Che cosa spera facciano qui? Come? Che cosa spera facciano qui? Qui? Il laghetto per la pesca. Sì, ma tutti intorno, che cosa dovrebbero fare secondo lei? Adesso fanno le pedate come qua, tutto attorno, le strade, e poi seminano l'erba, mettono i fiori. Buongiorno, buongiorno, veniamo a disturbarla? Non la disturbiamo, cosa sta pescando lei? Ha preso qualcosa oggi? Che cosa prende in genere qui? Che cosa si trova? Carpe, trote, tinche. Sì. Qual è il laghetto che preferisce? Perché qui ce ne sono diversi, magari collegati. Ma non c'entra la posizione? no, per regolamento questo può venire a pescare ogni giorno. Quello grande lì sabato e domenica e nei giorni festivi. Quello là come questo ogni giorno se vuole. Ecco, per voi di Romance è un... No, lei non è di Romance? È di Gorizia e lei viene qui? No, sono friulano. Sì. Abito a Gorizia e vengo qua. E che cosa spera facciano in questa zona? Del meglio. Stanno lavorando. Parliamo di questa zona, questa è la zona dei laghetti, ma in origine qui che cosa c'era? C'erano delle cave? Sì, queste erano delle cave, poi dismesse, di proprietà di alcuni privati, e poi qualche tempo fa il CONI, attraverso la Federazione Italiana Pescatori Sportivi, ha acquisito da un fallimento buona parte di queste proprietà. Poi con un lavoro direi certosino hanno continuato nell'acquisire anche ulteriori piccole porzioni che erano di altri privati, per cui tra il CONI e noi questa zona di fatto si può ritenere di diciamo, proprietà pubblica o di uso pubblico. E quei lavori che qui vengono fatti sono fatti a cura della Federazione Pescatori Sportivi, anzi direi che anche qui, come in ogni situazione, poi gli enti o i gruppi non sono diciamo, qualcosa così di molto impersonale. Ecco, tutto questo viene realizzato anche perché poi c'è la passione e l'impegno personale di qualcuno. Io credo che nel caso specifico vada dato atto all'attuale presidente della Federazione Pescatori Sportivi di Gorizia, che è il dottor Vendramin, per la tenacia con cui ha voluto portare avanti questo progetto. Questo nasce da innanzitutto una concordanza di idee, di obiettivi tra questo gruppo, questa associazione e l'amministrazione comunale, che già da tempo voleva in qualche maniera recuperare questa zona, perché di fatto era una zona abbandonata, integrando anche questa parte che noi stiamo vedendo con ulteriori aree che sono esterne, alcune di proprietà pubbliche, altre di privati, che noi in qualche maniera diciamo, facciamo inserire in questa zona di recupero complessiva. Marina Simonit è vice sindaco dall'88 qui a Romance di Isonzo. Tra l'altro è giovanissima, trentenne, possiamo dire l'età, no? Non si dovrebbe dire l'età delle donne in TV, comunque è trentenne. Ma come si trova a contatto con gli altri amministratori? Perché è un po' difficile trovare delle donne in amministrazione comunale, almeno noi che giriamo per tutte le comunità della nostra regione ci rendiamo conto che in effetti per una donna è un po' difficile, no? Soprattutto trovare il tempo anche. Sì, diventa difficile più che altro se si è sposate, ecco, sì. Perché il ruolo della donna nella famiglia diventa sempre il ruolo principale, diciamo, per cui anche se i tempi sono cambiati rispetto a un tempo, l'uomo aiuta in famiglia, diciamo, non si vede più la famiglia come solo la donna simbolo della casa, eccetera, però... Marina è sposata? Sì, sono sposata, mi sono sposata dopo un anno che ero entrata in amministrazione, ho un bambino di 2 anni, ecco, sì, allora diventa un po' un attimo difficile perché logicamente bisogna lasciare il bambino a qualcuno. Ma anche un altro lavoro? No, ho
Sì, sono casalinga, per cui è facile da un lato perché appunto non ho altri impegni per cui riesco a conciliare bene. Diventa difficile quando bisogna lasciare il bambino. L'impegno di casalinga sia già importante, magari non c'è proprio l'impegno, un orario. Però ci si può organizzare come si vuole, per cui se ci sono delle riunioni, se c'è qualcosa da fare, logicamente uno può organizzarsi, perché la casa è propria, diciamo, per cui uno sa gestirla. E perché questa scelta di entrare in amministrazione? E così ho voluto provare, mi occupavo prima di altre cose, facevo parte dell'associazione donatori organi, che faccio parte tuttora, e mi piaceva così occuparmi di altri settori, come può essere la scuola, l'assistenza, di cui anche mi occupo. E seguivo il centro estivo prima, che faceva sempre parte di un qualcosa del comune, diciamo, e per cui ho voluto vedere un po' come si può fare, cosa si può fare, soprattutto se si può dare un contributo anche. Ma gli hanno chiesto di candidarsi? Me l'hanno chiesto, sì. Sì, all'inizio, a dire la verità, non sapevo se accettare o meno perché era una cosa nuova, ero tentata a provare, però avevo paura perché sì, pensavo di non essere in grado, e penso anche tuttora che è difficile, non si può dire che uno è preparato, perché più passa il tempo più si accorge che ci sono tante cose nuove, non si sa tutto, non si potrà mai sapere tutto e bisogna sempre tenersi un po' al corrente, diciamo. Mobili Tempo opera con serietà e professionalità da più di 30 anni. L'attività di vendita viene eseguita dagli stessi titolari, mentre i dettagli tecnici come misurazioni per conseguente progetto vengono seguiti da un esperto in grado di aiutare il cliente a trovare la soluzione migliore. Mobili Tempo, che si trova a Romance di Sonzo in piazza Caduti 14, dispone di un'ampia scelta di mobili moderni, classici, di arte povera, rustici, compresi le cucine componibili in finta muratura e i mobili per bagno. La Mobili Tempo è in grado tra l'altro di eseguire lavori su misura in un laboratorio attrezzato. Arredare la propria casa con le proposte del mobilificio Tempo è un piacere, se si pensa che lo stesso effettua dilazioni di pagamento senza cambiali, mentre consegna e montaggio sono gratuiti con tanto di garanzia. Conveniente anche il ritiro dell'usato, il cui valore sarà completamente scontato sull'acquisto dei mobili nuovi. I preventivi d'acquisto sono gratuiti. Mobili Tempo è a Romance di Sonzo in piazza Caduti 14. La Delpin di Romance di Sonzo è specializzata nel montaggio di impianti industriali, costruzione e montaggio carpenterie metalliche, tubazioni, elettrofiltri per cementerie, zuccherifici, impianti siderurgici e impianti macinazione carbone. Esegue lavorazioni di carpenterie sia per zuccherifici che per cementerie e raffinerie, realizzando condotte di qualsiasi diametro e spessore, tubazioni, fabbricati industriali, silos, tramogge per qualsiasi impiego, trasportatori a nastro, parti di container, apparecchi di sollevamento e basamenti per macchinari anche di grosse dimensioni, tutto ciò pure in acciaio inox. Dallo stabilimento di Romance le carpenterie escono sabbiate e verniciate se richiesto dal cliente, pronte per essere montate nei vari cantieri, dove squadre di personale della Delpin eseguono il lavoro di montaggio a perfetta regola d'arte, consegnando l'impianto completo di macchinari e parti interne pronto per il collaudo. Nei vari cantieri e nelle cementerie vengono effettuati montaggi di impianti completi, dalla frantumazione all'impianto di cottura, impianti di macinazione sino alla fase finale, cioè l'impianto di insaccamento. Inoltre la Delpin è specializzata nella sostituzione di anelli di rotolamento di forni. Nelle raffinerie, oltre ai montaggi, vengono eseguite revisioni di impianti, fornitura di serbatoi e strutture metalliche, lavori vari su tubazioni con saldatori patentati.
L'attività e il nome della ditta sono da oltre 20 anni sulla piazza. Essa lavora in tutta Italia per grosse società, opera anche nel campo della carpenteria navale. La Delpin occupa 18 addetti altamente qualificati e specializzati. Allora, adesso siamo nella zona industriale di Via Aquilea. Questa è una zona che è nata urbanisticamente parecchio tempo fa, però di fatto è stata iniziata circa 10 anni fa. E questo perché 10 anni fa il Comune ha ottenuto un contributo da parte del Fondo Corizia che ha consentito l'avvio delle acquisizioni delle aree per l'assegnazione dei primi lotti. Questo dotandosi anche in quel periodo di uno strumento urbanistico specifico, cioè quello del PIP, che consentiva anche l'eventuale esproprio. Questa zona era nata già a suo tempo perché era, diciamo, un anello importante nell'applicazione di una determinata politica di sviluppo in questo paese che voleva tener conto delle specifiche realtà nostre, una delle quali era questa peculiare presenza dell'artigianato, un artigianato che non riusciva però a crescere ancora molto da una parte e dall'altra parte non rischiava di essere disperso perché non aveva modo di consolidarsi qui a Romans. Ecco, questo è stato secondo me un grosso contributo e difatti una zona che ha avuto parecchio successo. In questi tempi particolarmente difficili, per nostra fortuna, io non dico che qui siamo avulsi dalle difficoltà del nostro periodo, che è un periodo purtroppo molto duro per tutti, ma però qui si stanno costruendo parecchi nuovi insediamenti, adesso se ne stanno facendo 8 circa nuovi. E questo è importante perché diciamo, va un po' a consolidare questa realtà produttiva complessiva che incomincia ad essere importante, occupa parecchie centinaia di persone, si parla di circa 700 persone, e diciamo diventa volano anche per altri settori quali il terziario e quindi per uno sviluppo qualificato. Quindi non uno sviluppo a ogni costo, ma uno sviluppo di qualità, se mi consente il termine, se questo è possibile, diciamo così, ricercare come amministrazione pubblica. Come dicevo prima, il nostro compito si limita da una parte a quella che è la programmazione, che deve essere, diciamo, il più possibile legata con le potenzialità che una determinata zona può offrire, e da questo punto di vista mi pare che sia stata abbastanza centrata questa zona, e dall'altro canto nella efficienza amministrativa. Io voglio sottolineare che tutta questa zona non è costata ai cittadini di Romans neanche una lira, anzi vorrei dire che ad esempio noi qui avanti adesso incominceremo i lavori della costruzione del nuovo magazzino comunale che diciamo in qualche maniera è stato favorito dalla realizzazione di quest'area. Ecco, altra sottolineatura rispetto a quello che dicevo prima, i criteri di selezione anche delle ditte che vengono a insediarsi devono dare garanzia, diciamo così, intanto di una certa solidità e quindi di essere capaci anche poi di onorare i debiti verso l'amministrazione nel pagamento delle aree, ovviamente, questo lo fa qualsiasi privato, però anche dal punto di vista del rapporto tra investimento e occupazione, la qualità della produzione che questo nuovo insediamento verrà a fare, e poi assolutamente non deve trattarsi di un'attività inquinante. Ecco, su questo già da tanti anni siamo abbastanza determinati e diciamo riusciamo, ecco, a ricercare o a selezionare anche quelli che fanno le domande di intervenire in questa zona con questi criteri. Abbiamo concluso il nostro giro a Romans di Isonzo, le do 30 secondi per completare, per dire quello che non è stato detto. Ce la fai in 30 secondi? È impossibile. No, devo solo dire che sono cambiate un po' le condizioni rispetto a 5 anni fa, quando abbiamo incominciato questo ultimo mandato, e le condizioni complessive generali, a incominciare dalla finanza locale, ad incominciare da come vengono viste le istituzioni stesse, una grande crisi di credibilità che queste hanno e che rischia di travolgere, diciamo, anche tutte le articolazioni periferiche delle istituzioni come gli enti locali.
Siamo di fatto meno autonomi di prima, anche se formalmente la legge dovrebbe essere dalla nostra, nel senso che abbiamo minori disponibilità, minori strutture e operiamo di più per conto dello Stato. Anzi, vorrei dire che ultimamente siamo molto impegnati nel fare di fatto gli esattori per conto dello Stato e diventiamo una sorta di anello di comunicazione nei confronti dei cittadini per conto dello Stato, diciamo non è granché gratificante come poteva essere prima. Quindi, per dire che i programmi che 5 anni fa noi avevamo non siamo riusciti a realizzarli come volevamo, anche se l'attività è stata, vorrei dire, veramente importante, sia dal punto di vista della nostra presenza nella società, quindi voglio dire rivolta alla società, a quei settori che quindi più hanno bisogno dell'interlocutore pubblico per poter vivere dignitosamente, oppure diciamo per quanto riguarda le opere pubbliche, perché una mole enorme di investimenti è stata fatta, anzi al punto che ci stiamo chiedendo, pur avendo operato diciamo con grande attenzione e rigore nel selezionare questi investimenti, anche se era possibile in una situazione di questo genere, quando si va a chiedere sacrifici alla gente o quando è difficile trovare lavoro, portare avanti ancora programmi che sono impegnativi. Ecco, noi riteniamo che anche qui valga il buon senso, valga la capacità di interpretare un po' la comunità, e io credo che al di là di quello che un'amministrazione fa o può fare, resti comunque, e credo che questo lo sappiano solo i cittadini, la sensibilità che eventualmente proprio queste istituzioni hanno di interpretare la gente, di interpretare i problemi quotidiani che oggi mi sembrano per niente secondari. A questo punto ringraziamo il sindaco di Romance di Isonzo, Mirio Bolzan, ringraziamo quanti sono intervenuti alla nostra trasmissione e voi telespettatori per averci seguito. L'appuntamento con il comune della settimana è per venerdì prossimo, sempre alle 19:30. Arrivederci.